Friul Pallet SRL è un'azienda nata nel 1977, ora l'azienda è condotta da me e mio fratello e si occupa di produrre imballaggi in legno per la fornitura delle aziende manifatturiere friulane. L'attività è un'attività molto energivora perché per far funzionare tutti i macchinari di segaggione dei tronchi ha bisogno di molta energia elettrica e per la essiccazione dei pallet di molta energia termica. Da questa esigenza di ridurre i costi energetici aziendali abbiamo sviluppato delle nuove iniziative partendo da un'idea che abbiamo colto in Austria, in Carinzia, dove abbiamo visto la produzione di energia termica da cippato di legno. Così è nata nel 2008 Relen, che ha fatto una serie di investimenti, all'inizio nel 2011 con un impianto fotovoltaico da 120 kW, nel 2012 con un capannone e un impianto di cippatura del legno, nel 2013 con una caldaia e una rete di teleriscaldamento a servizio dei due capannoni e del forno di essiccazione di Friul Pallet e di Relen. Questa serie di investimenti ci hanno portato a riduzione importante dei costi, in particolar modo dei costi di energia elettrica e dei costi di GPL, che da 15.000 euro mediamente che spendevamo ogni anno siamo passati a quasi meno di 1.000 euro, con una riduzione molto importante. Nel 2017 abbiamo fatto un ulteriore investimento in un impianto di cogenerazione. Questo passaggio è stato molto importante perché poi ci ha potuto permettere di trasformarci da semplici utilizzatori del nostro scarto e del nostro cippato a produttori per conto terzi, quindi abbiamo avviato l'attività di vendita di cippato. Questa disponibilità ulteriore di materiale ci ha dato la possibilità di ampliare il nostro servizio sul mercato, grazie anche alla creazione di una rete di imprese chiamata Rete Legno Energia, che ha coinvolto produttori di impianti di combustione, installatori di questi impianti e anche fornitori di legname che alimentano tutto il sistema. Questo ci permette la creazione di un mercato di biomasse anche nel Friuli Venezia Giulia.